La Regione del Veneto promuove a tutti i livelli ed in ogni ambito, avvalendosi di diverse opportunità finanziarie, un turismo accessibile ed inclusivo, in grado di qualificare e migliorare l'offerta turistica. Questo tutorial è stato ideato grazie al progetto europeo Tourism for All, un turismo per tutti, di cui la direzione Turismo è partner. Obiettivo del progetto: confinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito del programma Interreg Italia-Croazia, è la promozione e la diffusione di una cultura dell'accoglienza, volta a sviluppare un turismo ricco di prodotti e servizi, adeguati alle esigenze di ospiti con bisogni speciali. Buongiorno, sono Fabio Lotti, sono fondatore di IEA Cooperativa Sociale. Siamo specializzati in servizi per l'accessibilità e l'inclusione e oggi vi parlerò dell'accoglienza di turisti con disabilità visiva appunto nel mondo del turismo. La disabilità visiva, anzi le disabilità visive, possono essere raggruppate in due categorie, la cecità e l'ipovisione. I termini di legge che vanno a definire queste caratteristiche di queste due categorie sono il visus e il campo visivo. Il visus è quanto un occhio vede e viene convenzionalmente misurato in decimi. Il campo visivo invece è lo spazio che l'occhio riesce a percepire mantenendo fermo il punto di fissazione. Per la legge quindi chi vede 3 decimi o ha un campo visivo binoculare inferiore al 60% viene definito ipovedente lieve. L'ipovedente medio invece 2 decimi e ha un campo visivo binoculare inferiore al 50%. Ipovedente grave invece è colui che vede 1 decimo e ha un campo visivo binoculare inferiore al 30%. Per farci capire, chi vede solo la prima lettera del tabellone dell'oculista, quella più grande, la vede da seduto sulla sedia. Se per vedere questa prima lettera, la più grande, ha bisogno di alzarsi e di ridurre la strada a metà, viene considerato ventesimista, colui che vede appunto 1/20. Il ventesimista, che potrebbe avere anche un campo visivo binoculare inferiore al 10%, è considerato per la legge cieco parziale. Il cieco assoluto invece ha una visione che percepisce solo le luci e le ombre o ha un campo visivo inferiore al 3%. Attenzione però, questi parametri vanno tenuti in considerazione con l'occhio migliore oppure utilizzando la miglior correzione possibile. Facciamo un esempio. Se una persona vede 1 decimo e quindi potenzialmente potrebbe rientrare nella categoria dell'ipovedente grave, se utilizza un occhiale correttivo e vede 7 decimi non è un ipovedente grave, è solamente una persona che non ha una vista, diciamo, al 100%, ma non è un ipovedente. Come potete ben capire, ipovisione e cecità, cieco e ipovedente, non sono sinonimi, sono due concetti molto diversi tra loro. Bisogna anche considerare che si può nascere ciechi o nascere ipovedenti oppure diventarlo strada facendo a causa di un trauma o di una patologia. Le patologie soprattutto sono molto diverse tra loro. Possono avere delle conseguenze molto diverse nella visione delle persone. Per esempio ci sono delle patologie che vanno a definire un danno al centro della visione e quindi si ha appunto una visione periferica. Le persone che vedono solo alla periferia del campo visivo avranno la profondità e quindi riescono magari a muoversi, a camminare in autonomia, però non avendo la visione centrale non riusciranno magari a leggere un documento anche se a caratteri ingranditi. Viceversa, altre patologie potrebbero danneggiare il perimetro della visione, mantenendo solo un campo visivo centrale. Queste persone magari appunto potrebbero riuscire a vedere qualche oggetto o addirittura a leggere qualche documento a carattere ingrandito, ma mancando la profondità avranno grandissime difficoltà a muoversi, a camminare in autonomia. Da ricordare inoltre che ci sono delle patologie che causano un cosiddetto danno a macchia di leopardo, quindi la visione, il campo visivo è molto disturbata
e non è per niente facile definirla. Fattori come la concentrazione, la stanchezza, l'alimentazione, l'illuminazione, sia artificiale che naturale, vanno a definire invece quello che è il residuo visivo delle persone. Non dobbiamo fare l'errore di pensare che tutti i ciechi sono uguali o tutte le persone ipovedenti hanno una visione uguale tra di loro. Possiamo fare questo esempio molto banale, però è molto esemplificativo. Una persona ipovedente al mattino, magari dopo aver fatto un buon riposo, una buona alimentazione, con una luce naturale ben intensa, potrebbe addirittura riuscire a camminare da solo piuttosto che a leggere dei documenti. La stessa persona alla sera, con il sopravanzare della stanchezza, con un'illuminazione invece molto più scura, ovviamente molto più bassa, dovuta appunto dal tramonto e dalla notte, le stesse cose che faceva la mattina non riesce a farle. Non è una persona che ci vuole ingannare, semplicemente la visione, soprattutto per un ipovedente, è molto soggetta a questi fattori. In Italia sono censiti 380.000 ciechi e 1,5 milioni di ipovedenti. Questi numeri sono in realtà da considerarsi in difetto perché non tutte le persone concludono l'iter del riconoscimento della disabilità. Specie negli anziani si addossa la colpa alla vecchiaia, quindi si pensa che sono acciacchi dovuti all'età. Invece, se facessero tutte le pratiche, magari verrebbero riconosciute appunto persone con una disabilità visiva. A volte è anche un modo per evitare, no, di finire nella categoria di una persona con disabilità, soprattutto se questo aspetto non viene accettato dalla persona. Come avete potuto sentire finora, ipovedente e cieco non sono sinonimi, sono parole che possono essere tranquillamente utilizzate, possiamo dire tranquillamente anche persona non vedente, persona con disabilità visiva, persona con deficit visivo, sono tutte espressioni socialmente accettate. Al contrario, le parole, le modalità di definizione diversamente abile, handicappato sono assolutamente errate, ma soprattutto vanno evitate. È importante non dare per scontato che tutte le persone cieche sappiano leggere in braille, pertanto munirsi di documenti in braille è utile, ma a volte non è sufficiente. Questo perché non tutti sono ciechi dalla nascita, lo si può diventare, come abbiamo già detto, a causa di un trauma o di una patologia. E non è assolutamente automatico che quando si perde la vista le persone imparino a riconoscere il braille. Se vi è venuta voglia di stampare un menu in braille, potete rivolgervi ad una stamperia autorizzata oppure alle associazioni di categoria come l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, che saranno lieti di darvi indicazioni su come stampare qualsiasi cosa in braille. Il servizio clienti di una struttura ricettiva può migliorare l'accessibilità applicando delle piccole regole di accoglienza professionale. I maggiori beneficiari sono le persone con disabilità, ma questa è una regola che va bene per tutti i clienti. La prima cosa a cui fare attenzione è stabilire un contatto con il nostro cliente. Lo possiamo fare in due modi, o con un contatto fisico, attraverso un piccolo tocco sul braccio, oppure con un contatto verbale, cercando appunto di richiamare con la voce l'attenzione del nostro cliente. Solo dopo aver creato questo contatto possiamo iniziare un dialogo e cercare di avere una comunicazione efficace. Fatto ciò, è necessario presentarsi, non solo con il proprio nome, ma anche con il proprio ruolo che si ricopre in quel momento. Ad esempio, buongiorno, sono Fabio, mi occupo della reception di questa struttura. In questo modo mettiamo nelle condizioni il cliente che non vede di capire esattamente con chi si sta interfacciando. Verbalizzare le azioni mute, cioè spiegare a voce per esempio i tempi di attesa, è un altro accorgimento che migliora di molto l'esperienza del nostro cliente. Facciamo qualche esempio. Spesso accade che al banco di una reception ci sono dei tempi di attesa. Una persona che non vede potrebbe non capire perché sta aspettando e sentirsi un po' a disagio. Noi operatori possiamo
aiutare a comprendere la situazione semplicemente dicendo: caro cliente, l'operatore sta inserendo i dati nel banco. Gentile cliente, l'operatore sta inserendo i dati nel database. Gentile cliente, l'operatore è andato a recuperare le sue ordinazioni. In questo modo, appunto, il cliente che non vede è pienamente cosciente del perché sta aspettando qualcosa o qualcuno. Un altro accorgimento molto importante è consegnare gli oggetti in mano verbalizzando a voce la propria funzione. Significa che non solo si deve dire che cosa si sta consegnando in mano al nostro cliente, ma anche a che cosa serve. Facciamo un piccolo esempio. Gentile cliente, le consegno le chiavi della sua stanza. Gentile cliente, le consegno la tessera magnetica che funge da chiave di apertura della sua stanza. In questo modo il cliente sa esattamente che cosa sta ricevendo nelle proprie mani e a che cosa serve. La regola d'oro nell'interazione con una persona che non vede è chiedere. Questo permetterà al nostro cliente di essere lui a decidere ciò che preferisce e non di subire una nostra scelta. Un esempio concreto potrebbe essere chiedere al cliente se gradisce se leggiamo per lui il menu oppure un opuscolo informativo o qualsiasi altro documento cartaceo. Non dobbiamo mai dare per scontato che le persone che non vedono preferiscano talune cose ad altre. L'ideale è sempre quello di chiedere e mostrarsi pronti a soddisfare una sua esigenza. Un altro esempio potrebbe essere quello di chiedere al cliente se preferisce cambiare di posto perché c'è un piccolo rumore di sottofondo. Questo perché già non vedendo potrebbe preferire un ambiente acusticamente più favorevole. Ora vediamo qualche indicazione pratica per l'accompagnamento di una persona che non vede. Innanzitutto, anche in questo caso, non dobbiamo mai dare per scontato che le persone che non ci vedono vogliono essere accompagnate. Quindi la cosa migliore da fare è sempre chiedere se gradisce questo tipo di aiuto. Anche le persone ipovedenti potrebbero avere piacere di essere guidate, magari non allo stesso modo di una persona cieca, ma allo stesso tempo potrebbero aver bisogno di qualcuno che li aiuti a superare magari alcuni ambienti poco luminosi. Per prima cosa, ricevuto l'assenso da parte del nostro cliente, saremo noi ad offrire il proprio braccio alla persona che non vede per iniziare questo tragitto. Attenzione, è la persona cieca che si aggrappa al braccio di chi vede ed è chi vede che sta davanti. Spesso viene naturale invece prendere sotto braccio la persona che non vede e aiutarla trascinandola nel tragitto da compiere. Questa manovra invece non è né sicura né corretta, quindi va evitata. Una volta che la persona che non vede si attacca al gomito o alla spalla della persona che accompagna, è possibile avviare l'accompagnamento. Durante il tragitto è molto apprezzato la descrizione se ci sono degli ostacoli oppure se ci sono degli scalini che vanno verso l'alto o verso il basso. Anche in presenza di scale non è assolutamente scontato che la persona che non vede voglia aggrapparsi al corrimano. Quindi, anche in questo caso, è meglio chiedere se la persona preferisce questa tipologia di aiuto. Se la persona acconsente, potremmo quindi aiutare appoggiando la propria mano sul corrimano. Un ausilio molto utilizzato dalle persone non vedenti è il cane guida. Il cane guida è un cane da lavoro, un cane addestrato ad accompagnare una persona che non vede in sicurezza, dove in un sacco di ambienti, sia nei mezzi di trasporto, sia pubblici che privati, come gli autobus, i taxi, le navi, gli aerei, ma anche negli esercizi aperti al pubblico, come hotel, musei, ristoranti e cinema. In Italia, dal 1974, c'è una legge che garantisce il libero accesso da parte delle persone non vedenti con il proprio cane guida in tutti questi posti. Attenzione, dal 2006 sono entrate in vigore anche le sanzioni amministrative per chi invece ostacola questo libero accesso e sono previste multe da 500 a 2.500 euro. Come possiamo rendere facile la vita alle persone non vedenti che utilizzano un cane guida? Per esempio possiamo rimuovere gli ostacoli che ci sono nel tragitto e poi è molto importante non disturbare il cane guida.
Questo perché il cane guida in quel momento è assolutamente responsabile dell'incolumità della persona che non vede. Se proprio volete avvicinarvi al cane guida, non fatelo. Prima di tutto interagite con la persona non vedente. Chiedete il permesso e solo se vi sarà concesso, allora avvicinatevi al cane guida. Questo perché in quel momento il cane guida sarà a riposo, non sarà più in fase lavorativa. Anche dal punto di vista alimentare il cane guida segue delle diete molto rigide. Se proprio non resistete e volete dare un boccone o una crocchetta, chiedete sempre il permesso al suo padrone. Può essere che vi dica di no, perché i cani guida devono rispettare dei regimi alimentari molto rigidi. Se volete descrivere a voce qualcosa ad una persona che non vede, anche qui ci sono delle regole per farlo in modo più efficace. Per prima cosa scegliamo una sequenzialità, per esempio da sinistra verso destra o dal basso verso l'alto. Le descrizioni a macchia di leopardo generano solo confusione. Seconda cosa, è meglio essere precisi, quindi indicare, dire lì, là, un po' più su, dopo, qua, lì. Sono tutte indicazioni che per una persona priva della vista non hanno alcun significato. Per terza cosa, possiamo utilizzare una tecnica molto semplice ma molto efficace, il quadrante dell'orologio. Per esempio, a ore 9 si trova l'ingresso, a ore 12 c'è il letto, a ore 3 c'è l'appendiabiti. Tutte queste indicazioni però, attenzione, devono essere rivolte alla posizione della persona che non vede. Per esempio, signore, alla sua destra si trova l'appendiabiti, signore, a ore 9 si trova l'ingresso del bagno. Se il cliente è d'accordo, potete far toccare ciò che state descrivendo a voce. Questo aiuterà molto nella comprensione, ma anche qui attenzione a non darlo per scontato. Non tutte le persone cieche piace toccare le cose. Gli ostacoli che sporgono da un'altezza superiore a 120 cm tendenzialmente vengono definite barriere architettoniche, perché pericolose o semplicemente di intralcio. Se non è possibile la loro rimozione, è molto importante segnalarle. Facciamo un esempio, in molte stanze ci sono delle lampade molto belle da vedere che però sono molto fragili e magari hanno un appoggio molto piccolo. Solo sfiorare queste lampade potremmo creare un danno, potremmo addirittura rompere questo oggetto molto prezioso. Come possiamo aiutare le persone che non vedono ad evitare questo spiacevole inconveniente? Semplicemente raccontando loro dove si trova e, appunto, se sono d'accordo, possiamo farle sentire con le mani. Per aiutare le persone ipovedenti, invece, possiamo giocare a nostro vantaggio con i colori, utilizzando i colori ad alto contrasto. Facciamo un esempio. Possiamo scegliere un asciugamano scuro da appoggiare ad una parete chiara. Possiamo scegliere un tovagliolo scuro su una tovaglia chiara. Questo aiuterà molto anche le persone con ridotta visione a individuare un oggetto rispetto ad un altro. Accorgimenti architettonici che aumentano l'accessibilità e di conseguenza la facilità di utilizzo da parte delle persone con disabilità visiva sono almeno 3. La prima è la presenza della pulsantiera in braille e ad alto contrasto negli ascensori. La seconda, sempre relativa agli ascensori, è la vocalizzazione della fermata al piano. Invece, per quanto riguarda le scale, aiutano molto le strisce antiscivolo che segnalano in modo tattile la presenza di un pericolo. Per favorire la lettura dei documenti alle persone ipovedenti, ma non solo, possiamo utilizzare dei criteri di alta leggibilità. Possiamo partire con la definizione della dimensione del carattere. Il minimo accettato è 12, ma se usiamo il 14 non è sicuramente negativo, anzi. In secondo luogo, il tipo di carattere che possiamo utilizzare per facilitare la lettura a queste persone che hanno una ridotta capacità visiva, possiamo scegliere l'Arial, il Verdana, l'Helvetica o l'Easy Reading. Tutti font studiati appositamente per una facilità di lettura. L'interlinea possiamo scegliere invece un valore pari a 1,5 volte la grandezza del font.
Per quanto riguarda invece l'allineamento del testo, è consigliato l'allineamento a sinistra. Questo significa che il giustificato va evitato perché crea delle irregolarità di spaziatura tra le parole. Ciò rende molto difficoltoso l'individuazione delle parole, soprattutto a chi ha una dislessia. Quando scegliamo la carta su cui stampare questi documenti, scegliamo una carta opaca. La carta plastificata o la plastificazione della carta crea un effetto molto fastidioso di riflesso, che rende difficoltosa la lettura da parte di tutti. Questi criteri di alta leggibilità sono molto utili per creare tutti i documenti, anche le didascalie che spesso troviamo nei musei, ma non solo, anche nei supermercati, nelle stazioni di informazioni turistiche, eccetera. Facendo un focus sui musei, invece, è molto importante non mettere questi prospetti informativi dietro un vetro, perché il vetro causa due tipologie di problemi. Il primo è che può causare dei riflessi, che impediscono una facilità di lettura delle didascalie. Il secondo è che impedisce alle persone che vedono poco di avvicinarsi più di tanto a queste didascalie. La cosa migliore da fare è di creare queste didascalie fuori dalle teche, in modo che le persone si possano avvicinare dove meglio credono. Anche sul web ci sono delle regole di accessibilità che vengono definite da un consorzio internazionale chiamato W3C. Questo consorzio non profit si preoccupa di redigere delle regole che aiutano gli sviluppatori di contenuti web a crearli accessibili a tutti. Attenzione, non significa creare dei contenuti per chi ha una disabilità, ma significa creare contenuti il più possibile accessibili alla maggior parte della popolazione. Le linee guida sull'accessibilità dei contenuti web sono definite WCAG e sono arrivate alla versione 2.1. Queste linee guida internazionali sono recepite dalla legge italiana con la legge 4 del 2004, la cosiddetta legge stanca. Per andare un po' nel concreto e farvi capire di che cosa si tratta, prendiamo alcuni esempi di siti web. Un oggetto multimediale all'interno dei siti web molto frequente è l'immagine. Un'immagine di per sé non è una barriera digitale, lo è solo se non ha il testo alternativo. Il testo alternativo è un attributo che lo sviluppatore può applicare ad ogni immagine, e questo sarà un testo che sarà letto dalle sintesi vocali delle persone non vedenti e quindi avranno la possibilità di capire che l'immagine rappresenta la piazza di San Marco di Venezia. Un altro aspetto molto importante che può fare la differenza a livello di accessibilità anche nei siti web è l'uso del colore. Le linee guida suggeriscono di mantenere un rapporto di intensità di colore tra il font e lo sfondo di 4 volte e mezza. Se rispetteremo questo rapporto, le scritte saranno facilmente leggibili, anche in condizioni di alta luminosità. Aiuteremo così sia le persone con disabilità visiva, ma anche le persone con dislessia e daltonismo. Un altro oggetto multimediale molto utilizzato nei siti web è lo slider delle immagini. Questo carosello dove ci sono molte immagini che scorrono automaticamente. Proprio l'aspetto dell'automazione di questo scorrimento crea in realtà una barriera digitale. Le persone che hanno una ridotta visione non hanno così il tempo di mettere a fuoco il contenuto di queste immagini. Le linee guida sull'accessibilità suggeriscono di mettere slider tattici e dare la possibilità agli utenti di scegliere quando avanzare o retrocedere di immagine. Se prendiamo in considerazione un video, invece, ci possono essere dei sottotitoli che vanno a favorire anche la comprensione delle persone sorde, oppure ci possono essere dei tag che vanno ad aiutare le persone non vedenti a capire di che cosa si tratta quel video. Un'altra barriera digitale presente nei siti web è quando c'è l'avvio automatico di un contenuto sonoro, audio o video. Questo avvio automatico va a sovrastare la voce della sintesi vocale utilizzata dai non vedenti che possono utilizzarla appunto per navigare il web con il proprio computer. Le linee guida suggeriscono quindi di dare la possibilità all'utente di avviare questi contenuti e di non prevedere
l'automazione. Nella ristorazione è molto importante verbalizzare a voce la disposizione degli oggetti sul tavolo, per esempio utilizzando il quadrante dell'orologio. A ore 9 si trova il tovagliolo, a ore 12 si trova il bicchiere. Ricordiamoci di annunciare cosa stiamo servendo al nostro ospite, utilizzando sia la tecnica del quadrante dell'orologio per dire dove appoggiamo il piatto, per esempio a ore 12 appoggiamo il piatto, sia anche, se vogliamo, com'è la disposizione delle pietanze all'interno del piatto. Per esempio, sulla destra c'è la carne e sulla sinistra ci sono le verdure. Un altro accorgimento che innalza l'accessibilità di una struttura, per esempio museale, è la presenza di un audio-video guida. Perché dico questo? Perché un unico strumento potrebbe dare molteplici risposte. Quando mi riferisco all'audio guida, non è altro che una narrazione vocale, per esempio, delle opere esposte. Quando invece mi riferisco alla videoguida, si tratta di dare la possibilità alle persone sorde di leggere i sottotitoli della narrazione oppure di vedere la traduzione in lingua dei segni italiana. Un unico strumento che però dà molteplici risposte. Un ultimo accorgimento che innalza l'accessibilità e soprattutto è molto apprezzato dalle persone cieche sono i modellini tattili 3D. Sono delle piccole riproduzioni, ovviamente in scala ridotta, delle opere, che però sono molto apprezzate perché si riesce a percepire con il tatto ciò che viene descritto o dalla guida umana o dall'audioguida. Personalmente i modellini tattili sono molto utili, permettono appunto alle persone non vedenti di cogliere alcuni dettagli che ovviamente non sono facili da comprendere con la sola narrazione vocale. Questi modellini sono molto rari da trovare nei percorsi museali. Vi consiglio pertanto, laddove è possibile, di metterli a disposizione dei turisti. Sono molto apprezzati dalle persone cieche ma anche dai bambini perché rendono la visita interattiva, inclusiva e divertente. Una modalità che arricchisce l'esperienza turistica è la multisensorialità. Prevedere attività che coinvolgono il tatto, il gusto, l'olfatto e l'udito è molto apprezzato e molto divertente. Questo dà la possibilità al nostro turista di apprezzare ciò che vogliamo trasferire con tutti i sensi, utilizzando non solo il senso della vista, ma anche tutti gli altri. Grazie per aver seguito questo tutorial. Se volete approfondire questa tematica, vi lasciamo un link qui sotto. Spero che le mie indicazioni vi siano risultate utili. Prese singolarmente possono sembrare semplici o banali, ma in realtà vi posso assicurare che messe in campo tutte assieme migliorano di molto la qualità di vita e la qualità dell'esperienza turistica delle persone con disabilità visiva. Buona accessibilità a tutti voi!